Benvenuti e bentornati, oggi è martedì 3 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 17:27, la luna si leva alle 15:42 e cala alle 8:38. Oggi si celebra San Biagio. Il nome Biagio ha origini latine e significa balbuziente. Il 3 febbraio ogni anno ricorre la Giornata internazionale del Golden Retriever. Istituita nel 2012 dall'americana Kristen Schroyer per festeggiare questa razza canina, la cui storia è in realtà molto più antica. Originaria della Scozia, è frutto degli incroci fra il Flat-Throated Retriever e il Tweed Wanted Spaniel. Nasce come cane da caccia da riporto in acqua per recuperare la selvaggina battuta dai cacciatori, ma con un morso morbido in modo da non danneggiare le carcasse. Attualmente il Golden Retriever, oltre ad essere un eccellente cane da compagnia anche per le famiglie con i bambini, è anche un cane ottimo per la pet therapy ed è ideale come cane da utility e da salvataggio grazie allo straordinario fiuto. Sono 67 le candeline per il regista turco Farzan Özpetek. Ha iniziato la sua carriera come aiuto regista di Massimo Troisi, Maurizio Ponzi e Francesco Nuti. Il suo debutto dietro la cinepresa è avvenuto nel 1997 con Il bagno turco. Gli anni 2000 sono quelli dei trionfi, a partire dalle Fate ignoranti, il dramma sentimentale con Margherita Bui e Stefano Accorsi, fino al pluripremiato Saturno contro, il ritratto di un gruppo di amici alle prese con le difficoltà della vita. Tra gli altri film di Özpetek ricordiamo La finestra di fronte e Allacciate le cinture. Nel 2024 esce Diamanti, in cui torna a lavorare con molte attrici già presenti in altri suoi film. Compie 48 anni Amal Alamuddin, l'avvocatessa libanese naturalizzata britannica che sposò nel 2014 il celebre attore George Clooney. Si è laureata in giurisprudenza all'Università di Oxford e ha conseguito un master alla New York University. Ha difeso clienti celebri come Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. Ha incontrato George Clooney nel 2013 e i due si sono innamorati e si sono sposati nel 2014 a Venezia, in una cerimonia da favola. Nel 2017 sono diventati genitori di 2 gemelli. È il 3 febbraio 1957. Prende avvio sulla Rai il contenitore pubblicitario Carosello. Il suo successo sarà indice di cambiamento dei costumi e della capacità di pubblicità di influenzare tramite la televisione le abitudini degli italiani. Come funziona la radio? La radio riceve segnali tramite un'antenna che la trasforma in piccole correnti che oscillano. Un ricevitore le filtra, eliminando le frequenze indesiderate ed il cosiddetto rumore ed estrae il segnale utile. Alla fine della catena il programma radiofonico originario viene riprodotto mediante gli altoparlanti. La prima stazione radio commerciale aprì negli Stati Uniti ed andò in onda il 2 novembre 1920, riferendo i risultati delle elezioni presidenziali vinte da Warren G. Harding. Buongiorno ai 12, un martedì sicuramente più sereno proprio perché la Luna ha finito di litigare con i pianeti in Acquario, si sposta in Vergine e tutto torna un po' più razionale e ordinato. Allora, Ariete, per voi oggi è una giornata piena di grandi tumulti emotivi, Nettuno sta cominciando a fare sentire la sua influenza e se la gioca con Urano in complice armonia e anche con Plutone. E tutti questi giganti planetari nel vostro cielo stanno lavorando per creare qualcosa di forte, unico e che vi rende protagonisti. Toro, per voi oggi la giornata è decisamente migliore, la luna di Trigono in Vergine tenderà a ordinare tutto e anche a farvi stare molto ma molto meglio, a parte una mattinata poco serena, il resto della giornata sarà molto piacevole. Gemelli, per voi la luna oggi entra in quadratura entrando in Vergine, per cui oggi potreste sentire un nervosismo di fondo, siete interessati a sapere, a capire cosa ne pensano gli altri di alcune cose, ci sono delle valutazioni che vorreste comunque, di cui vorreste essere messe a parte. Cancro, per voi oggi la luna si rifugia nel cielo della Vergine, la luna è il vostro astro, oggi tenderà a essere molto più ordinati e a dimenticare un po' tutti i conflitti con i pianeti in Acquario che hanno generato
non pochi, tumulti dentro di voi. Cercate quindi di essere più sereni e soprattutto di chiedere un consiglio in ordine collegiale. Giove pluralizza tutto nei vostri gradi, fidatevi un po' di più della vostra squadra o dei vostri referenti al lavoro e anche della famiglia e degli affetti in generale. Leone, la vostra giornata oggi è decisamente molto più leggera. Quando la luna si sposta in Vergine, voi smettete di avere un conflitto più diretto con i pianeti in opposizione dall'Acquario. Non vi rimane ora che valutare bene le situazioni varie e cercare di capire come nei cambiamenti in cui vi trovate vi potete muovere al meglio. Vergine, la luna entra nei vostri gradi e porta amore, emotività e morbidezza, una speranza per il futuro. I pianeti collaboreranno tutti per farvi stare meglio e da ora in poi avrete una visione del futuro molto più intuitiva. Bilancia, per voi la giornata è decisamente molto positiva. La luna vi porta una grande intuizione e vi fa sfruttare ancora i trigoni dei pianeti in Acquario. State per velocizzare tutto, state per avvalervi di mezzi diversi che avete l'entusiasmo di usare e non la paura. Bene così, continuate. Scorpione, per voi oggi la giornata è praticamente molto fluida, proprio perché la luna in Vergine vi aiuta a distribuire un po' di compiti a chi vi sta intorno, alleggerendo il vostro lavoro e trovandovi pure il tempo di dedicarvi agli affetti e alla passione. Sagittario, per voi oggi la luna entra in quadratura, quindi un po' di distonia nervosa, probabilmente i non detti con il partner vanno chiariti, mentre invece al lavoro tutto sembra iniziare, seppure non alla velocità che desiderereste. Capricorno, per voi la luna in trigono è un toccasana, rimette a posto l'energia del cuore e della mente, vi aiuta a gestire al meglio tutto il da fare che avete per affrontare un nuovo rush lavorativo molto importante. In amore, ottimo. Acquario, per voi finita l'opposizione della luna, i due pianeti nel vostro cielo residenti, che sono ben 5, sono tutti molto collaborativi, vi riempiranno d'affetto, di dinamismo. Questo martedì è il vostro vero lunedì della settimana, oggi è un nuovo inizio per molti di voi. Pesci, la vostra giornata oggi inizia con una luna d'opposizione. Emotivamente sentite di aver perso qualcosa, forse il grande Nettuno, ma sicuramente di aver guadagnato una leggerezza in più che si coronerà poi con la migrazione di Saturno in Ariete. Alle 15:13 del 3 febbraio 1998, un aereo della Marina Militare Americana che stava ufficialmente compiendo un volo di esercitazione sopra le Alpi Trentine tranciò i cavi della funivia del Cermis nei pressi del Cavalese, facendo precipitare nel vuoto in 7 secondi una cabina con a bordo 20 persone. Nessuno è sopravvissuto. Avere il sangue blu. Questa espressione viene di solito utilizzata per indicare delle persone che hanno origini nobili, ma perché proprio la scelta del blu? In realtà la ragione per la scelta di questo colore non è chiara, ma c'è un'ipotesi piuttosto convincente. Sembrerebbe infatti che dal momento in cui i nobili non si esponevano mai al sole, a differenza delle classi povere che lavoravano in campagna, la loro carnagione era particolarmente chiara, tanto da lasciare intravedere le vene di colore bluastro. Il matto di oggi è la scrittrice americana Gertrude Stein. Poetessa lesbica, quando di lesbiche non si poteva parlare, scrisse Autobiografia di Alice Toklas, il suo libro più famoso. Alice era la sua compagna, segretaria, amante e complice che le fu accanto per tutta la vita. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vera felicità costa poco, se è cara non è di buona qualità. Grazie per essere stati con noi anche oggi, io vi rinnovo l'appuntamento a domani e mi raccomando non cambiate canale. Buona giornata dalla vostra Jaire.